Siamo in collegamento con il dottor Giovanni Cagnoli. Buongiorno dottore. Buongiorno. Presidente di Carisma SpA, una holding di partecipazione industriale dedicata allo sviluppo di piccole e medie aziende italiane. In questo periodo, dottor Cagnoli, tante TV l'hanno intervistata perché lei ha una grande esperienza anche nello sviluppo di strategie, della ristrutturazione sia interna che esterna di aziende private, pubbliche, di primari gruppi bancari e finanziari italiani. La sua esperienza è importante anche per descrivere correttamente questa che è la fase della ripartenza, dicono, no? Rispetto all'emergenza coronavirus. Siamo ancora in piena emergenza pandemica, però noi dobbiamo immaginare adesso una ripresa per la nostra economia. Ecco, lei vede un piano del governo in merito a questo, un piano reale e concreto? No, non c'è il piano reale e concreto, nel senso che il governo sta attuando una politica redistributiva a pioggia, quindi sta dando soldi un po' a tutti, privati, anche in parte aziende, ma meno, dimenticando che la redistribuzione della ricchezza può avvenire solo dopo che la ricchezza è stata creata. E quindi qui si sta perdendo di vista, proprio con la cultura del governo, a mio avviso, un po' statalista e un po' accentratrice, si sta perdendo di vista il fatto che le aziende devono ricominciare a lavorare e a produrre ricchezza. Credo che ci sia stata una risposta, per esempio il Veneto è sicuramente la regione che ha gestito meglio l'emergenza sanitaria, la quale emergenza sanitaria mi sembra sostanzialmente terminata in termini emergenziali, che non vuol dire che è sparito il virus, che resterà con noi per un anno o forse più. Però adesso bisogna cominciare a lavorare e produrre, e il governo invece pensa solo a ridistribuire soldi che non sono altro che tasse di chi lavora e produce, che non viene messo in condizione di lavorare e produrre. Quindi io vedo un disastro che sta arrivando veramente molto molto grande. Sulla base della sua esperienza, si immagini un'impresa che è rimasta ferma 3 mesi sostanzialmente, 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Questo è possibile per le piccole e medie imprese italiane? Quelle grandi ce la stanno facendo, ma le piccole ce la possono fare? Più che piccole e grandi è una crisi asimmetrica, e le faccio 2 esempi opposti. Anche io ho un gruppo di una dozzina di aziende e vedo situazioni molto diverse. Se lei è un'azienda farmaceutica o se produce beni alimentari per la grande distribuzione, possono essere pasta piuttosto che conserve, quello che vuole, insomma beni che il cittadino usa per mangiare, questo è un anno splendido, perché l'azienda farmaceutica tipicamente vende di più perché c'è maggiore attenzione alla salute e tutti continuiamo a mangiare e quindi compriamo beni alimentari al supermercato piuttosto che beni di pulizia. All'opposto, se lei è un'azienda che opera nel turismo o che è legata agli aspetti di turismo, ristorazione, è una tragedia di proporzioni incommensurabili. Quindi io sostengo che la crisi è asimmetrica e quindi ci sono aziende piccole, medie e grandi molto colpite e aziende invece che non hanno praticamente alcun impatto. Quello che vedo è che non si capisce ancora una volta da parte del governo che tutto il settore turismo, ristorazione e le filiere legate al turismo e alla ristorazione, che sono tante, sono distrutte. Si continuano a fare provvedimenti, l'ultimo quello del distanziamento 2 metri al ristorante, che hanno piuttosto che 10 metri degli ombrelloni, che vuol dire non capire minimamente come funziona un'azienda di ristorazione o del turismo balneare, perché 2 metri di distanza dalle tavole vuol dire impedire praticamente alla maggior parte, almeno 60-70% delle aziende, di riaprire in termini economici. Quindi non c'è la consapevolezza e, mi perdoni l'analogia, stanno segando l'albero su cui sono seduti, perché queste sono le aziende che pagano le tasse che rendono possibile le pensioni e il pubblico impiego, che non è minimamente colpito dalla crisi. E se queste aziende non lavorano, prima o poi noi avremo un grossissimo problema di sostenibilità del debito pubblico, che è l'enorme problema che andremo ad affrontare, secondo me, nella seconda parte dell'anno e nel 2021. E quindi se questi soldi delle imprese non arriveranno allo Stato, bisognerà fare dei tagli anche alla spesa pubblica. Lei ha individuato una strategia su questo? Vede, intanto non è se questi soldi non arriveranno allo Stato, poiché questi soldi non arriveranno allo Stato in maniera massiccia, abbiamo 2 alternative. Uno, continuare a fare debiti finché la Banca Centrale Europea continua a comprare i nostri titoli di Stato, ma prima o poi i debiti sono da restituire. E ricordo che i debiti dello Stato non sono altro che anticipazioni di tasse future che le imprese dovranno comunque pagare, quindi è solo rimandare il problema.
Quando parliamo di tagli alla spesa pubblica che sarebbero doverosi e necessari, io credo che da 30 anni che diciamo che dobbiamo fare tagli alla spesa pubblica doverosi e necessari, ma non vengono mai fatti, perché c'è sempre la politica redistributiva di gran parte dei governi che si sono succeduti che dicono diamo soldi dal reddito di cittadinanza, anche quota 100, cioè tutti i provvedimenti redistributivi, ma senza questi soldi che adesso non arrivano più, prima o poi si va verso una situazione esplosiva, perché quando la BCE non comprerà abbastanza titoli di Stato noi andremo in default, e il default è drammatico, ma si preferisce rimandare il problema facendo finta che non esista quando è conclamato, piuttosto che affrontarlo. Affrontarlo vuol dire lacrime, sudore e sangue anche nella spesa pubblica, e questo i governi non lo fanno perché è impopolare. Saranno costretti a farlo tra non molto. Io ho letto alcune sue interviste, ho guardato alcuni video che lei ha fatto anche con altre testate. Lei qualche settimana fa, qualche mese fa, aveva sostenuto che ci poteva essere un approccio diverso rispetto a questa emergenza, guardando la popolazione più anziana dell'Italia e la popolazione più giovane. Ecco, è stato fatto un errore di considerare tutti allo stesso modo? Io credo che di errori ne siano stati fatti giustificatamente parecchi, perché onestamente questo è un virus conosciuto e quindi anche da un punto di vista clinico era difficile gestire una bestia sconosciuta. Però adesso invece lo conosciamo e sappiamo perfettamente che il 60% dei decessi è legato a persone oltre gli 80 anni. E quindi credo che il vostro governatore abbia fatto e stia facendo un'opera straordinaria e positiva in cui cerca di proteggere questi 60 in molte case di cura dove il virus non è entrato, e questa è la cosa che io sostenevo dall'inizio si dovesse fare, cioè cercare di isolare, a differenza di quello che purtroppo è successo in Lombardia, le persone anziane dal virus il più possibile, proteggere gli anziani e invece dare molta maggiore libertà anche economica alle persone sotto i 65 anni, dove praticamente in tutto il mondo i decessi sono minimi e legati in gran parte a situazioni di comorbilità pregresse. Quindi io parto da due presupposti che ho sempre detto e che bisogna affermare. Primo, il rischio zero non esiste. Questa cosa resterà con noi per almeno un anno e quindi bisogna gestire il rischio, non eliminarlo. La fantasia dell'andare a zero contagi è una fantasia ridicola. Secondo, siccome il rischio zero non esiste ed è invece un rischio, ahimè, piuttosto elevato sugli anziani, noi molto anziani, bisogna proteggere gli anziani molto anziani, facendo tamponi, verifiche continue, isolamenti anche di queste persone e, a mio avviso, lasciando che i ristoranti, i tavoli siano 1,20 m o quello che sia, con le mascherine, per cercare di gestire il rischio, perché se io ho 45 anni e c'è una gestione adeguata, come in Veneto, e per merito della vostra amministrazione, dello screening, può funzionare benissimo. In conclusione, dottor Cagnoli, parlerei proprio della ripresa. Come lei se ne immagina, e una piccola provocazione io le faccio. Siamo abituati ai bollettini sanitari nella regione Lombardia, nella regione Veneto, in tutta Italia. Quali saranno i prossimi bollettini invece? I prossimi bollettini, ma non saranno bollettini, saranno aziende che chiudono e persone che hanno perso il loro lavoro, l'attività che avevano costruito magari in 20-30 anni senza speranza di ricostruirla. Quindi io dicevo dall'inizio che i morti li contiamo adesso con questi bollettini anche abbastanza, io lo chiamo un po' terrorismo sanitario. Poi però, e sono già cominciati, ci sarà qualche suicidio, qualche persona che non ce la fa più, qualche depressione, qualche persona che veramente distrugge il lavoro di una generazione. Questi non saranno bollettini perché non vengono conclamati, ma sarà la realtà dei fatti. Quello che noi vedremo è che ci sarà intere filiere di persone, e anche qui molto differenziato da regione a regione, che saranno sostanzialmente private della possibilità di sostenersi economicamente, quindi non avranno da mangiare. Però non saranno più bollettini, perché con i bollettini il governo ha fatto un'operazione sostanzialmente di chiusura. Chiudere è facile, ti terrorizzo, guarda che si muore, stai in lockdown. Questo l'hanno fatto giustificatamente per un po'. Adesso i dati dei bollettini del Veneto, per esempio, parlano di 40 persone in terapia intensiva per Covid in tutto il Veneto. Ora, con rispetto parlando, a me pare che chiudere le attività economiche quando ci sono probabilmente 300 posti per terapia intensiva libera in Veneto, questo credo sia il numero, sia un po' sbagliato. Poi se anche da 40 diventano 60, una cosa che io temo è che diranno che il virus sta riaprendo, e ancora una volta c'è il virus
ma ci sono anche le persone e le persone che lavorano, che sostengono lo Stato e che sostengono la propria famiglia avranno delle conseguenze gravissime e, ripeto, non credo che ci saranno bollettini, ma nella comunità per strada si parlerà di quelli che non avranno più il lavoro e saranno una valanga. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità, del prezioso contributo che ha dato a QDP News e le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. A voi, grazie. Grazie.